dialogo aperto all'umanità, Chiesa che annuncia senza timore il suo Vangelo di verità, gioie e speranze, ogni dolore, il nostro cuore accoglierà. Chiesa che vive nel suo Signore il suo mistero di unità, un solo cuore, un'anima sola, un solo spirito Dio ci dà. Chiesa che anela la comunione nella perfetta fraternità, con il suo corpo Cristo sostiene il nostro impegno di fedeltà.
raggiungi ognuno di noi la grazia del battesimo, tenendo in quale siamo stati immersi nella morte redentrice del Signore per risolvere con Lui alla vita nuova. Ripetiamo insieme. Nell'acqua e nello spirito, tu hai dato forma e corpo all'uomo e all'universo. Cristo, dal tuo stato trafitto sulla croce, hai fatto scaturire i sacramenti della nostra salvezza. Spirito Santo, dal greco battesimale della Chiesa, ci hai fatto rinascere come nuove creature. Che raccogli la tua Chiesa sposa il corpo del Signore nel giorno memoriale della resurrezione, benedici questa tua famiglia che implora il dono dello Spirito all'inizio della visita pastorale e racchiude in noi per mezzo di quest'atto il gioioso ricordo e la grazia della prima Pasqua nel battesimo. Per Cristo nostro Signore.
Preghiamo. O Dio, che ami la giustizia e ci avvolgi di perdono, crede in noi, crea in noi un cuore puro, a immagine del tuo Figlio, un cuore più grande di ogni offesa, più luminoso di ogni ombra, per ricordare al mondo il tuo amore senza misura, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonare? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò tutto ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle. Andò e lo fece gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo compagno come io ho avuto pietà di te? Sdegnato
presbiteri, diaconi, consacrati, seminaristi, gentili autorità civili e militari, popolo santo di Dio. Oggi, 24esima domenica del tempo ordinario, siamo venuti in preghiera nella nostra magnifica cattedrale, Chiesa Madre dell'Arcidiocesi, per iniziare solennemente la visita pastorale conventa il 3 giugno scorso della solennità della Madonna della Lettera nostra Patrona. In questo giorno particolare la comunità ecclesiale, vescovi, ministri e fedeli, come il nome che trovava nell'anima, implora il dono dello Spirito Santo per essere accompagnati per il cammino autentico di conversione e di rinascita, nello zelo dell'annuncio e della testimonianza di fede, nel tempo e nei luoghi dove la fedélità della vita si esprime. La visita pastorale, in perfetta sintonia e naturale continuità con l'attuale secolo, ci trova già compagni in chiave attraverso l'ascolto, la condivisione e la comunione fraterna. Desidero rivolgermi a voi con le parole che l'Apostolo Paolo ci ha insegnato nella seconda lettera ai cristiani di Corinto, che ho anche indicato come filo conduttore il titolo della visita pastorale. Noi infatti non annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore, quando noi siamo vostri servitori a causa di Gesù. E Dio vi disse: diffonda la luce della tenebra, diffuse nei nostri cuori, per far risplendere la conoscenza della gloria di Dio sul volto di Cristo. Noi però abbiamo questo tesoro in base di Creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non viene da noi. Il testo poi, con determinazione e forza, proclama la tendenza e la virtuosità dell'umiltà, indicando contestualmente i parametri di ogni relazione con i fratelli e con il creato, tanto all'interno del mondo ecclesiale, vescovi, presbiteri e fedeli, quanto al di fuori di esso, cioè con tutti coloro di ogni classe, religione e condizione socioculturale che si rendono artefici della storia contemporanea. Un tesoro in base a lei, perciò è il tema dominante che ci accompagnerà nei contenuti e nelle modalità della visita pastorale. Colto nel suo più ampio contesto, ispirato nel quadro dell'Apostolo, richiama percorsi di fedeltà al Signore a prevalere e l'amore di Dio che con la sua grazia viene e sostiene il nostro agire. È Lui il Signore della storia. E la storia di Dio, incontrando la nostra, diventa storia di salvezza. Noi invece, frati di casa concreta, nelle sue mani esperte dell'umanità, diventiamo forti e con testimonianza concreta possiamo e sappiamo esprimerci con audacia. Anche la liturgia del nome di questi giorni, severamente inteso di San Crisostolo dedicato lo scorso mercoledì nella memoria liturgica del grande arcivescovo di Costantinopoli, ci incoraggia in tal senso. Così leggiamo: molte numerose e minacciose tempeste ci sovrastano, ma non abbiamo paura di essere soppressi, perché siamo fondati sulla roccia. Il furibile del mare non potrà sollevare la roccia. Si innalzano pure le onde, non potranno
della ricerca di Gesù. Cosa dovrebbe essere? La morte del bene di Cristo e di morire in buon'anima, desidio, la confisca dei beni, disprezzo delle potenze di questo mondo. Non temo la povertà, non danno ricchezze, non temo la morte, né desidero vivere se non per il vostro bene. Mi appoggio forza sulle mie forze? No. Ho con me la sua parola, questo è il mio pastore, la mia sicurezza, il mio porto tranquillo. Noi siamo un solo corpo e non si separa il capo del corpo del capo. Anche se siamo distanti, siamo uniti dalla carità. La visita pastorale, carissimi, è sostanzialmente un evento ecclesiale, come tale richiama la nostra identità cristiana. Ci ricorda che Gesù è il Tempio, il capo, e noi siamo membri del suo corpo, chiamati a diventare sempre più nella fedeltà alla nostra vocazione, Tempio e dimora di Dio per gli uomini. Il Vangelo di Giovanni, nel racconto di Gesù che scaccia il Tempio dei canti e campioni, sottolinea l'uso di Gesù per la casa del Padre suo. Allora fece una frusta di cornice e scacciò tutti fuori dal Tempio, con le pecore e i buoi, gettò a terra il denaro e i campioni e ne riuscì i matti e i venditori come queste. Portare via qui queste cose non fare la casa, non fare niente di mercato. I suoi discepoli si ricordarono questa sera, lo zelo per casa mi diventerà. Nella molto antica narrazione del Vangelo di Marco, invece, viene insegnato l'insegnamento di Gesù sulla funzione del Tempio come casa di preghiera. Insegnava con dicendo: non sta forse scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le visioni? Voi invece ne avete fatto un contrario. Vi esorto, a riscoprire la bellezza del nostro essere Tempio di Dio e casa di preghiera. Dall'Evangelo presente con il quale ogni giorno ci presentiamo al cospetto di Dio, entriamo nella sua casa, nella sua dimora, per essere liberati da ogni morboso interesse, per rimanere alla sua presenza, per essere pieni di noi. Non anche da visita pastorale siamo chiamati a crescere la capacità di vedere con il cuore, di condividere, di dialogare, di supportarci, di umiliare, di camminare insieme. Tutte le cose impossibili e irrealizzabili se storpiate da false identità. L'ascolto fratello non persegue finalità di dare sacerdote, estremisti, universali, orientati alla realizzazione del proselitismo o all'amministrazione di Dio stesso, è piuttosto l'esperienza di una feconda condivisione di risorse che si accoglie in ognuno la bellezza dei propri discepoli. L'ascolto e la condivisione del supporto di coloro che divinamente vogliono fare l'esperienza, un supplemento di utilità e di autenticità, di fede e di senso emergente ed ecclesiale. Ritengo perciò che la visita pastorale debba essere per la nostra amata Chiesa di Messina Libera Santa Lucia del Piena un momento di grazia per valorizzare ciò che in forza del battesimo già siamo: Chiesa, Tempio, dimora della presenza di Dio, comunità orante. Quali tratti di una comunità orante? Una comunità che prega, sacramentine, chiedere, adorare, lodare, ringraziare,
Servire il perdono, usare misericordia, usare conciliare e intercedere. Una comunità che prega non giudica, ma si fa carico delle fragilità del prossimo, guardando e imitando il suo divino modello, Gesù Cristo, che non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la vita il riscatto del mondo. Vi chiedo pertanto di aiutare a vivere questo tempo come una opportunità di penitenza e di conversione, un pellegrinaggio verso il tempio santuario di Dio che siete voi, pietre vive, edificate sulla pietra scartata dai costruttori che è diventata questa parola, Cristo Gesù, il risorto. Vi chiedo ancora, vi chiedo ancora di accompagnare la preghiera per essere sostenuto nelle fragilità e nelle fatiche del cammino, per poter essere insieme a voi testimone delle grido di speranza. È quello che il Santo Papa Francesco ci ha invitato per la celebrazione dell'anno giubilare del Giubilo delle 25. Insieme alle riflessioni di una offerta che mi auguro abbiano riscaldato il nostro cuore, bello ed è anche utile ricordare quanto il Magistero della Chiesa propone per vivere con fedeltà la visita pastorale. Nel direttorio per il Ministero Pastorale del Vescovo del numero 220 così leggiamo: la visita pastorale è una delle forme più laudate dell'esperienza dei secoli, con cui il Vescovo mantiene i contatti personali con il prete e con gli altri membri del popolo di Dio. È occasione per attivare le energie degli operai evangelici, lodarli, incoraggiarli e consolarli. È anche l'occasione per richiamare tutti i fedeli al rinnovamento della fraternità cristiana e ad un'azione apostolica più intensa. La visita per il Vescovo dell'obbligo di valutare l'efficienza delle strutture e degli strumenti destinati al servizio pastorale, rendendosi conto delle circostanze e difficoltà del lavoro di evangelizzazione per poter determinare meglio le priorità e i mezzi pastorali e i mezzi della pastorale locale. La visita pastorale, pertanto, un'azione apostolica che il Vescovo deve compiere, animato da carità pastorale, che lo manifesta concretamente parte principio e fondamento visibile delle reclami della Chiesa particolare. Per le comunità e le istituzioni che la ricevono, la visita è un evento di grazia che riflette in qualche misura quella specialissima visita con la quale sul primo pastore quotidiano dei nostri animi Gesù Cristo ha visitato e redetto il suo popolo. La visita pastorale che oggi inauguriamo è stata vissuta tenendo conto di due importanti profili che pure determinano le modalità di conclusione della visita stessa. Vi sarà innanzitutto una fondamentale preoccupazione spirituale e pastorale per confermare, se dovesse occorrere per vedere, la bontà e l'incisività delle nostre azioni di culto, di carità e di evangelizzazione. Sarà cambiato, come chiesto dalla stessa visita, la verifica canonica delle nostre strutture e del ricco patrimonio artistico-culturale per valutare se la gestione delle risorse si mantiene conforme alle leggi della Chiesa e dello Stato italiano. Ai presbiteri e ai diavoli consagrati e operatori pastorali chiedo di vivere la visita pastorale
come un lungo periodo di chiese in missione, come una vera missione diocesana che si propone di alimentare nelle nostre comunità di fede la gioia di annunciare il Vangelo e di testimoniarlo nella storia. Una particolare attenzione la riporta in questo periodo alla valorizzazione degli organismi di partecipazione alla vita parrocchiale, il Consiglio pastorale e il Consiglio degli affari economici. Raccomando ancora la tempestività e la regolarità di tutti gli adempimenti di legge canonica e civile, avendo cura di consentire la tracciabilità dell'operato, consapevoli che agire nella legalità è già buona testimonianza di vita cristiana. Gli organismi di consultazione parrocchiale sotto questo aspetto costituiscono sicuramente un ottimo supporto carismatico e professionale. Sento anche bisogno di chiedere di avere tutto il tempo della vita pastorale uno sguardo particolarmente attento alla vocazione alla pastorale vocazione, fondata non sull'autoservitismo, ma sulla sincera convinzione che solo modelli di santa vita sacerdotale e comunità oranti favoriranno l'ascolto della chiamata del Signore e tanti giovani della loro generosità troveranno l'audacia di una risposta. Dal profondo del cuore e con sincera gratitudine desidero ringraziare quanti già da tempo si stanno adoperando per l'organizzazione della visita pastorale, il vescovo ausiliare e tutti i visitatori, la commissione appositamente costituita, gli uffici di segreteria, gli uffici pastorali e voi presbiteri, che spesso con nascondimento lavorate quotidianamente nelle vostre variegate e sempre belle comunità parrocchiali. Grazie a voi consagrati diaconi e ministri distintivi, ministranti, operatori pastorali e tenenti di ogni età e condizione presenti e lontani. Grazie soprattutto ai tanti sofferenti, anziani, ammalati, carcerati e a coloro che sinceramente desiderano incontrare Gesù per essere consolati e guariti. A loro dico perdonateci, a loro dico coinvolgeteci, a loro dico coraggio, Gesù è vivo, venite e vedete. La Vergine Maria, nostra Madre Regina, ci assista, ci sorregga e interceda presso il suo Figlio perché possiamo annunciare con gioia, servirlo con dedizione e amarlo nei nostri fratelli. Amen. La forza del dolore, Signore, operi nel nostro spirito e nel nostro cuore, perché l'efficacia del sacramento di Gesù precede e accompagni sempre i nostri pensieri e le nostre azioni. Per Cristo nostro Signore. Fratelli e sorelle, nel congedarci da questa solenne Eucaristia, con la quale come Assemblea Orante abbiamo affidato al Signore l'esperienza della visita pastorale, l'Arcivescovo consegnerà ad alcuni presbiteri e operatori pastorali della nostra arcidiocesi il segno di un'anfora con il passo biblico da lui scelto come traccia della visita.
L'espressione paolina che ci accompagnerà in questa missione ecclesiale esprime la certezza che la visita pastorale, nonostante le fragilità e le sofferenze del tempo presente, è animata dalla speranza che non delude e diventa annuncio di salvezza, carezza di misericordia e profezia di santità. È questo il tesoro che riempie le ancore della nostra esistenza. La presenza dell'uomo Dio Gesù, che si fa compagno di viaggio per condividere i percorsi della nostra debole umanità e orientarli al Padre. Lo Spirito Santo, anima di ogni missione, ci assista con il suo aiuto. Non manchi la nostra preghiera perché tutti e ciascuno possiamo riscoprire il tesoro della nostra vocazione, arricchita da doni, carismi e ministeri da vivere in comunione sinodale con tutta la Chiesa che è in Messina, Lipari, Santa Lucia del Muro. Preghiamo insieme la preghiera per la visita pastorale. O Dio, Padre mio, all'inizio del mondo, hai visitato la terra per ricordare la e negli anni della passa hai gradito la tua esterna e l'hai compensato
gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace. Chiesa che annuncia Cristo Signore, il suo messaggio di carità. Siamo in ascolto della sua voce, dialogo aperto all'umanità. Chiesa che annuncia senza timore il suo Vangelo di verità, gioie e speranze, ogni dolore, il nostro cuore accoglie.